Chiarezza e sostegno. Queste le parole chiave della richiesta presentata dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari alla Regione e alla Prefettura. Con una lettera inviata al Presidente Cristian Solinas e al Prefetto di Cagliari Bruno Corda, l'OIC ha evidenziato le difficoltà che la categoria sta incontrando nell'interpretare i decreti e le ordinanze messi in campo per i colleghi impegnati in attività strategiche per il contrasto al coronavirus e per l'approvvigionamento di beni essenziali per la collettività. Condizione questa che non permette di operare in serenità. Una necessità di chiarimento che non vale soltanto per i 6.505 ingegneri iscritti all'Ordine di Cagliari, ma per quelli di tutta la Regione. Ciò che l'OIC richiede al fine di agevolare il lavoro è che si faccia chiarezza sulle norme attuali attraverso circolari esplicative mirate che forniscano un'interpretazione univoca del quadro normativo vigente sul territorio. È fondamentale infatti che vengano fornite interpretazioni univoche a decreti e ordinanze in modo da consentire, specialmente ai colleghi in campo per l'emergenza e per aiutare la collettività, di lavorare senza preoccupazioni. Ma c'è un altro punto focale nella richiesta dell'OIC, quella di intraprendere provvedimenti mirati al sostegno della professione. Tra i vari punti si richiede di annullare la sospensione dei tirocini presso gli studi professionali, che possono proseguire a distanza, di prorogare le scadenze degli affidamenti di maggiore entità e dei concorsi, di individuare procedure alternative all'effettuazione dei sopralluoghi obbligatori. Sono necessari, infine, sussidi a favore dei liberi professionisti non assistiti dai decreti nazionali, nonché la proroga o la sospensione dei termini dei finanziamenti regionali, statali e comunitari a beneficio delle amministrazioni locali o degli imprenditori privati per attività come ad esempio l'ultimazione di lavori, servizi e forniture o per rilascio dei certificati di collaudo.